Sugli agrigentini ne abbiamo sentite di cotte e di crude, ma gli agrigentini sono anzitutto persone per bene e Agrigento è una città da amare. Sul carattere degli agrigentini è stato istituito il premio Carchinos, giunto alla seconda edizione, in omaggio proprio alla loro capacità di accogliere sempre calorosamente. Carchinos vuol dire granchio perché sono le chele del granchio, appunto, che come in un abbraccio simboleggiano l'ospitalità del popolo agrigentino. Con il premio che verrà assegnato il prossimo 16 dicembre, l'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari, presieduta da Carmelo Cantone, che organizza la manifestazione, intende dire grazie alle personalità che con il proprio lavoro arrecano prestigio al territorio. Saranno 8 le eccellenze che verranno premiate. Ci sarà anche un premio speciale assegnato al giovane tenore del volo Piero Barone, divenuto un vanto per la provincia di Agrigento. Qual è il messaggio di Carchinos? È lo stesso dello scorso anno. Una proposizione di eventi positivi, di gente che ha realizzato cose positive per Agrigento, nella città di Agrigento, o rappresentano essi stessi un esempio positivo da trasmettere ai giovani per capire, per comprendere che ce la possiamo fare. Ci freggiamo tutti del carattere del cambiamento, vorremmo cambiare il mondo, vorremmo fare delle cose eccezionali, basta, diciamo noi, solo una cosa, che cambi tu stesso, solo cambiando tu stesso il modo di agire, di pensare e non spararsi addosso come fanno continuamente, come lo sport principale purtroppo di questa città. Allora, trasmettendo questi messaggi, smettendolo con questo sport diciamo che serve solo a distruggere questa città, qualunque cosa si fa, smettendola così e cambiando noi stessi, io credo che ce la possiamo fare. Ecco, premiando le eccellenze del territorio significa anche riscattare questa città spesso, come dicevi, offesa, denigrata. Assolutamente sì. Ti dirò che non è vero che Agrigento non vale niente, non è vero che non c'è nessuno da premiare. Noi abbiamo fatto un'indagine sulla nostra pagina di Essagra dove vanta oltre 12.000 presenze e all'appello di suggerirci qualche nome c'è stata una valanga di proteste contro la politica e compagnia bella. Signori, la vita non è fatta solo di politica, a parte che la politica è una cosa buona, la politica è la forma più alta di democrazia, è l'uomo che poi semmai la distrugge. Noi abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta, le nostre commissioni scientifiche hanno avuto l'imbarazzo della scelta, sono tuttora riunite per definire gli ultimi nomi perché c'è l'imbarazzo della scelta nel premiare determinate persone. Noi ne premiamo solo 8 ogni anno, più un premio speciale che tutti sanno perché ormai ne abbiamo dato notizia, voi stessi ne avete dato notizia, che è Piero Barone, quindi un'eccellenza agrigentina. Appuntamento quando? 16 dicembre è un sabato, spazio Temenos, alle ore 17:30 ci sarà come al solito una manifestazione che durerà un paio d'ore, ma sono 2 ore di serragliate emozioni, cioè spareremo una serie di emozioni veramente una più bella dell'altra, tutte positive per Agrigento.